24.000 atleti, oltre 230 società e poi ancora la passione di tantissimi dirigenti, tecnici, giudici di gara. L'Atletica Veneta è sfilata in passerella a Borgoricco, in provincia di Padova, dove la sala teatro Aldo Rossi ha ospitato la tradizionale festa del movimento regionale. In primo piano i protagonisti della stagione 2018, nel ricordo dei due giovani atleti recentemente scomparsi, David Cittarella e Andrea Novello, e di Ivo Merlo, storico punto di riferimento dell'intero movimento. La stista vicentina Elena Vallortigara è stata proclamata atleta veneta dell'anno grazie soprattutto al 202 con cui la scorsa estate è entrata nell'Olimpo delle più grandi saltatrici al mondo. Elena ha mandato un video saluto da Siena, dove vive e si allena. È un onore, ha detto, aver ricevuto questo riconoscimento da parte della mia regione, quella che mi ha vista nascere e crescere, quella che per me è e sarà sempre la mia casa. Prendere il record regionale Veneto a Sara Simeoni, insomma, fa sicuramente notizia, ecco. Quindi è un premio quanto mai meritato e speriamo che Elena entri costantemente su queste misure, perché potrebbe voler dire tanto, oltre che per l'Atletica Veneta, naturalmente per l'atletica italiana, a cui cerchiamo sempre di contribuire al meglio. Applausi anche per il velocista veneziano dell'Atletica Biotecna Marcon, Federico Guglielmi, campione italiano allievi dei 100 e componente della staffetta mista che agli europei Under 18 di Győr ha conquistato l'oro. È stato premiato come promessa dell'anno. Per lui un 2019 che si è aperto con la miglior prestazione italiana allievi nei 60, con 6,78, ma come si evince dall'intervista, il giovane Guglielmi sa di potere e vuole puntare molto più in alto. Ho fatto 6,78 e sono molto felice ma amareggiato, perché a parer mio potevo dare di più nella finale dei campionati italiani allievi, però ho avuto un problema alla gamba sinistra e ho dovuto rallentare. Riconoscimenti speciali per il trevigiano Andrea Meneghin e la padovana Emma Maria Mazzenga, che i loro stessi colleghi di pista e pedane hanno votato atleti master dell'anno. Emma Mazzenga, ai mondiali che si stanno svolgendo in questi giorni in Polonia, ha appena siglato il nuovo record Master 85 correndo i 400 in 1:51,89 e demolendo di ben 19 secondi il precedente record. È pronta per gli Europei Master che si terranno dal 5 al 15 settembre nel veneziano. Senz'altro ci saranno moltissimi italiani e anche quindi molti amici. E spero che vengano anche tanti stranieri, insomma, visto che il posto è molto bello e si può fare anche una vacanza. Ho iniziato bene, ho vinto tutti e 4 i titoli italiani che erano nelle mie possibilità e quindi così va bene, insomma. Intanto nel 2019 ci sono i campionati europei a Jesolo, quindi vediamo, ho delle buone chance. Con le misure che ho, quindi spero di portare a casa almeno una medaglietta quest'anno. Premio Scatena di dirigente dell'anno a Claudio Biesuz, presidente dell'ANA Atletica Feltre, grazie al progetto Olimpiadi dei ragazzi che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte di tutto il Feltrino. Con la presenza poi anche di Sara Simeoni, che ha intrattenuto i ragazzi con delle domande da parte loro per capire cos'è l'atletica, capire che è sacrificio, capire che non tutti arrivano, che però è interessante provare. E da questo momento stiamo portando avanti questo progetto con le scuole per riuscire a far crescere i bambini con uno sport diverso dove ci sia etica e anche, io dico sempre, accettare la sconfitta è molto importante, forse anche più della vittoria, perché là crescono i veri uomini. Il premio Ossena, ovvero quello di tecnico assoluto dell'anno, è andato al trevigiano Fausi Labi. Ha avuto un titolo italiano assoluto in 3000 siepi con Felletto Leonardo, come ha avuto secondo posto assoluto e terzo posto assoluto 1500 e 800 con Eleonora Vandi e anche con la sorella Elisabetta Vandi che ha portato la maglia azzurra categoria giovanili e è arrivata in finale in 400 piani e questo anno ha fatto anche all'indoor il primato italiano indoor.
Premio Idda, tecnico giovanile dell'anno, al vicentino Diego Zocca. Riconoscimento alla carriera per il tecnico ordigino Vito 40. Premio speciale anche per il padovano Antonio Zatta, decano dei giudici di gara e statistico. Premio Franceschini ai giudici Monica Panozzo e Giuseppe Stival. Fra i più giovani, ecco la cadetta Greta Brugnolo, campionessa italiana di multiple nel 2018 e campionessa italiana di triplo con 12,80 in questo avvio di 2019. Mi sono divertita tantissimo, ho fatto il record italiano di prove multiple e ho vinto il titolo italiano proprio di multiple. È stata una soddisfazione grandissima, non mi aspettavo di raggiungere tutto questo. Anche nel 2019 ho fatto multiple, sono arrivata terza ai campionati italiani indoor, però mi sono un po' specializzata nel triplo, ho iniziato a praticare più di frequente questa specialità e ho fatto anche gli italiani di triplo e di lungo. Un'altra atleta che ha fatto e farà parlare di sé è la discobola di Rovigo Tare Miriam Bergamo, campionessa italiana cadette. Non mi aspettavo forse la misura, perché mi aspettavo tipo 35 come ho fatto in uno dei lanci, e l'ultimo lancio è stato proprio inaspettato perché 37 inizio anno proprio non immaginavo di arrivare a questo risultato, perché partivo da 30 e quindi ho detto boh, come andrà. 37 è stato proprio bellissimo. Infine la portacolori di atletica vicentina Diletta Fortuna, campionessa italiana allieve di disco con 45,79. Sono molto contenta in quanto ho fatto un quarto posto appunto agli europei di categoria e un ottavo posto alle Olimpiadi giovanili. Spero che questa stagione mi regalerà altre soddisfazioni e speriamo di fare il record italiano che resiste da parecchi anni. E essendomi avvicinata già abbastanza al mio personale quest'anno e già l'anno scorso più di una volta, spero che sia fattibile, insomma. Un'altra bella notizia per l'atletica, in particolare per la Libertas Samp, che opera nel campo sampierese grazie al bell'impianto di Borgoricco. È di carattere sportivo, ma non strettamente legata ad una misura o ad un tempo. Noi abbiamo la fortuna di avere un bell'impianto sportivo che è stato inaugurato circa 10 anni fa, una pista di atletica, e ricordo che 10 anni fa con uno degli esponenti della Samp si era detto: considerato quello che è l'investimento che è stato fatto per questa pista, penso che debba essere utilizzata, anzi consumata. E diciamo che sotto certi punti di vista è avvenuto proprio così. Ecco, l'impianto ha bisogno di un intervento manutentivo importante. Noi nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo stanziato delle risorse nostre. Ecco, l'auspicio è che ci sia anche comunque l'erogazione di contributi da parte di enti sovracomunali, regione, CONI, per avere la possibilità di fare questo importante intervento sicuramente fondamentale per il nostro territorio, per i nostri ragazzi.